Abbiamo un rappresentante di Front for Land, Rino Speccogna, che ci parla dell'iniziativa che stanno portando avanti in regione, in un referendum che vuole dire che cosa? Cioè chiedete alla gente una firma per che cosa? Ma noi in realtà il nostro obiettivo è la revisione completa del sistema regionale. Ci siamo accorti che con queste proposte di UTI e annullamento delle province in realtà stiamo semplicemente aumentando i costi e dando più potere alla regione e meno ai cittadini, o addirittura togliendo tutto ai sindaci, che sono gli unici regolarmente eletti e rappresentanti del territorio. In realtà il nostro progetto parte dal 2012 e abbiamo l'idea di costituire un sistema differenziato, due unità ben distinte, Friuli e Trieste. Trieste in realtà dovrebbe godere già oggi, in base ai trattati internazionali, della capacità, possibilità di essere un territorio libero. Lasceremo alla Regione la possibilità di legiferare e controllare l'amministrazione degli altri. Quindi la Regione, per come è nata, quindi deve legiferare e amministrare, mentre c'è Friuli e Trieste, quindi due entità. Friuli inteso come al momento provincia di Udine, di Gorizia e di Pordenone? Esatto, questo è il concetto, diciamo, dal punto di vista geografico. La gente che come ha risposto? Dove eravate voi poi? Noi abbiamo fatto diversi sondaggi, diciamo così, a livello di mercato. Il nostro obiettivo è raggiungere le 1000 firme così a livello di sondaggio per capire se c'è una fattibilità di sistema. Adesso non ci siamo ancora arrivati, ma obiettivamente con pochi mercati siamo molto vicini. Sta parlando di mercati, ossia dove vi posizionate per fare le Noi ci posizioniamo firme, e contattiamo le gente e ne parliamo. Lunedì tra l'altro siamo a Tolmezzo, quindi per chi vuole venire a trovarci, a capire, a spiegare. Poi faremo naturalmente anche, abbiamo fatto Spilimbergo, faremo Maniago, faremo anche Pordenone, Gorizia, Trieste e naturalmente anche Udine. Quindi avete in mano poi queste firme e poi vedremo che cosa si sarà. Ma diciamo fare, no? Che se il sondaggio è positivo procederemo e correremo con un referendum sulla globalità della regione. Grazie allora Speccogna, Front for Land, riconsegno la linea a Pordenone.